oggi la Sicilia rientra in zona gialla. Da domani obbligo di Green Pass rafforzato per i lavoratori pubblici e privati ultra cinquantenni. L'andamento dei contagi. Giuliana Micichè. È stata in arancione dallo scorso 24 gennaio. Da oggi, lunedì 14 febbraio, la Sicilia rientra in zona gialla. Nell'isola si sono susseguiti 14 giorni consecutivi di posti letto occupati in terapia intensiva, stabilmente sotto la soglia critica del 20%. Ma la regione resta osservato speciale perché sono troppi ricoverati in area medica. Se in terapia intensiva il riempimento è al 19% sotto il limite del 20% per la zona gialla, in area medica si è al 35%, ben oltre la soglia del 30%. E da domani per tutti coloro oltre i 50 anni che devono accedere ai luoghi di lavoro sarà in vigore l'obbligo di certificato verde rafforzato, che è divenuto illimitato nel tempo per chi ha 3 dosi di vaccino, oppure guarito e ha almeno 2 dosi di vaccino. La regola non vale per chi è esentato, e cioè per chi abbia un accertato pericolo per la salute in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore. In tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita. Per i lavoratori pubblici e privati e i liberi professionisti non vaccinati è prevista una sanzione da 600 a 1.500 euro nel caso di accesso ai luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo. Come già avviene per i lavoratori sprovvisti di Green Pass, anche i lavoratori ultra cinquantenni che da domani saranno sprovvisti di Green Pass rafforzato al momento dell'accesso al luogo di lavoro saranno considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con la conservazione del rapporto di lavoro ma senza diritto alla retribuzione. Tutte le altre regole rimangono in vigore. Dallo scorso 1 febbraio il Green Pass è necessario anche per andare negli uffici postali, in banca o dal tabaccaio per comprare le sigarette. È inoltre necessario per entrare negli uffici pubblici, negli uffici finanziari e nelle attività commerciali. Ma le esigenze alimentari e di prima necessità, sanitarie, di sicurezza e di giustizia saranno sempre garantite, come andare in una caserma, ad esempio, per sporgere denuncia, senza bisogno di esibire il certificato verde. Nel frattempo sono 5.062 i nuovi casi di Covid in Sicilia, a fronte di 36.314 tamponi processati. Il tasso di positività è al 13,9%. La regione è al 4° posto per nuovi contagi giornalieri in Italia. Gli attuali positivi sono 260.006 con un decremento di 18.792 casi. I guariti sono 24.245. Le vittime sono state 12 per un totale dei decessi a 9.036. Negli ospedali ricoverati ordinari sono 1.409, 14 in meno, e quelli in terapia intensiva sono 115. Ecco la distribuzione dei nuovi contagiati tra le province. Palermo 1178, Catania 1118, Messina 994, Siracusa 580, Trapani 651, Ragusa 359, Caltanissetta 206, Agrigento 295 ed Enna 84.